Ci troviamo in località Luna Matrone, provincia di Sud Sardegna, e siamo all'ingresso di un nuraghe. Qual è questo nuraghe, Michele? Gianluca, il nuraghe che stiamo per visitare è il nuraghe Pizzucummu, un nuraghe complesso con 4 torri accessorie costruito in basalto. Ci raccomandiamo, iscrivetevi al nostro canale YouTube, visitate i nostri social Facebook, TikTok e Instagram e andiamo a visitare il nuraghe. No, ci andiamo dopo la sigla! Mosias dal suentu, de mare che ne vaghe, noi siamo sarena, abade de una tonzu, falen dell'ena allena. Noi stan casa si didas, e tu un rio in piena. Vediamo un pozzo che ci sembra veramente molto ma molto profondo. Ora usciamo da questa sorta di cortile per circumnavigare il nuraghe e scoprire i lobi che lo caratterizzano. Quindi qui ne abbiamo senz'altro uno. Anche qui abbiamo, non so se siano dei lobi o se si tratti di residui di strutture tipo capanne o cose del genere. Forse questo era un secondo lobo, poi da qualche parte si arrivava a questa parte più interna della struttura, dalla quale poi si accede alla sommità del nuraghe. Entrando qui, questo forse rappresenta la sommità della Tolos, che attualmente è completamente sepolta, e tramite queste scale si poteva giungere alla sommità del nuraghe. Sì, diciamo decisamente che questo è il punto centrale e più elevato del nuraghe. Prodotto
Bene, percorriamo questo corridoio che porta alla sommità di uno dei lobby. Fantastico. Nelle vicinanze del nuraghe Pizzukoumu c'è una delle tombe dei giganti considerate fra le più antiche della Sardegna. Si tratta della tomba dei giganti di Suquaddu de Nijas, un antichissimo luogo di sepoltura custode di leggende e misteri che sorge tra le dolci colline e le valli della Marmilla della Sardegna centro-occidentale. È inoltre caratterizzata da elementi costruttivi che sono inusuali per il sud della Sardegna. Come potete vedere, qui abbiamo la parte a corridoio veramente molto lunga che conteneva appunto le salme dei defunti. Sicuramente in origine era tutta chiusa da ulteriori massi. E questa è, diciamo, la stele. Si è conclusa questa doppia puntata, mi raccomando, il nostro invito è di venire a visitare questa magnifica tomba che risulterebbe la più antica della Sardegna e il nuraghe Pizzukoumu di Luna Matrona. Vi salutiamo ricordandovi di iscrivervi ai nostri social, quindi YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, per seguire tutte le nostre scorribande per questi meravigliosi siti archeologici. A presto! Ciao! Ciao.